Rapida e furiosa, la veloce perturbazione che ha attraversato la provincia di Belluno da nord verso sud si è accanita con particolare violenza sul centro Cadore e la zona di Pian di Vedoia Ponte nelle Alpi. Impressionanti le immagini riprese da un automobilista all'ingresso della A27 a Pian di Vedoia, autostrada completamente allagata e pericolo per il traffico fra le 15 e le 16 del pomeriggio. A Pontevenco, a San Vito di Cadore, il sistema di monitoraggio della frana ha fatto scattare i sensori collegati ai semafori sulla 51 di Alemagna. Il traffico è rimasto perciò fermo in entrambe le direzioni per una quarantina di minuti, il tempo di effettuare un sopralluogo anche con un elicottero che ha sorvolato l'intero corpo della frana di Croda Marcora. Fortunatamente l'allarme è rientrato. Grandine, vento forte e un tremendo acquazzone si sono abbattuti sull'abitato di Ponte nelle Alpi, causando disagi alla circolazione, danni diffusi ma contenuti. Più a nord, lungo la statale Carnica, il forte vento ha letteralmente sradicato un abete che è finito in mezzo alla strada. Il traffico è stato deviato verso il passo della Mauria per consentire la rimozione dell'albero dalla sede stradale. In quella località si sono registrate code per diversi chilometri. Nelle stesse ore il clima nelle altre zone della provincia è rimasto praticamente immutato, salvo raffiche di vento forte che hanno raggiunto il capoluogo, dove il caldo afoso continua a non dare tregua. Per la serata e la giornata di venerdì sono previsti nuovi ingressi di aria fredda da nord e non sono esclusi fenomeni temporaleschi intensi, talora accompagnati da grandine.